posto Rodotà come Presidente della Repubblica, dopo che questi ragazzi disgraziati e pazzi hanno cominciato a parlare di beni comuni, a partire dal teatro in fiera di Ato Pinelli e poi per andare fino al posto dove siamo, no? Allora, da questo punto di vista, certo, per uno che fa il mestiere che faccio io, cioè per uno che fa lo storico, è andare a trovare all'indietro le radici lontane appunto del discorso di oggi sui beni comuni è una cosa abbastanza rilevante. Io sono stato fortunato perché diversi anni fa ad Avola un mio amico che si chiama Saro Buda, che di mestiere fa l'imbianchino, a un certo punto e fa anche diciamo escursioni sul territorio, a un certo punto si è posto una serie di problemi, no? Cioè, andava su questo territorio di Avola, che peraltro è un territorio molto bello, c'è la Cava Grande, cioè ci sono dei canyon, insomma c'è un altopiano, è un posto fantastico. Allora lui dà segni sul territorio, da piccole edicole, da segnalazioni di croce e poi da toponimi, dalla toponomastica, si è fatta venire una grande curiosità e da bianchino si è fatto storico. E si è chiesto, ma questo territorio di Avola è stato un territorio tutto feudale? Perché appunto a partire dall'età medievale e per arrivare fino alla riforma agraria del 1950, o diciamo fino all'erezione della feudalità del 1812, ma poi nella sostanza fino alla riforma agraria del 1950, diciamo che il 90%, il 95% del territorio siciliano era feudale. Quindi apparteneva a un barone. Postasi questa domanda si è messo dentro l'archivio storico del comune. Lì è stato fortunatissimo perché il comune di Avola ha conservato il suo archivio storico con una cura incredibile. Giusto per avere un'idea, no? Basta pensare a quello che ha dovuto fare qua dalle nostre parti, è andato a Corinti, no? Per salvare l'archivio storico del comune di Messina. Era messo nel cardinato di una scuola, giusto? Sì, ma questo trattamento messinese dell'archivio non è solo, non è unico, cioè è purtroppo invece molto generalizzato. In quel caso lì, invece, appunto l'archivio storico era stato molto ben conservato e in più i contadini di Avola è un posto molto significativo, è un posto dove nel 68 fu uno scontro molto forte con l'uccisione di 3 contadini. I contadini di Avola, che evidentemente ce l'hanno nel DNA di essere, come si può dire, molto determinati, a partire dal 500 avevano ingaggiato una lotta durissima che va avanti per secoli, fino appunto all'800, contro le usurpazioni e per riaffermare il godimento dei loro diritti che appunto fanno riferimento agli usi civici. Nel caso di Avola ovviamente i diritti sono legati alla terra e al pascolo, sono diritti legati all'acqua, perché è un bene, come si può dire, molto prezioso, siamo nella zona più siccitosa, diciamo così, della Sicilia, e facevano riferimento a delle cose che sono sancite anche nelle consuetudini che sono state studiate per tante città siciliane. L'ultima mi è capitato di guardare anche parchi che ha usi e consuetudini stabilizzati. Queste consuetudini sono ad esempio gli usi legnami, cioè il poter andare nel bosco e raccogliere la legna secca caduta, diciamo, al suolo, il diritto ad esempio di raccogliere le ghiande per dare da mangiare ai propri animali, il diritto di fare pascolare i propri animali, raccogliere funghi, raccogliere l'erba, no? E lo ius pascendi, cioè il diritto appunto di fare pascolare gli animali. Cioè c'è una serie di diritti che nel caso siciliano, ma diciamo nel caso italiano, sono sanciti spesso da usi e consuetudini che sono stati ad esempio oggetto
di grandi studi di carattere giuridico, storico-giuridico, da una grande scuola che è stata quella siciliana di fine 800 e inizio 900, la Lumia e Sceppagliano. I contadini di Avola, appunto, grazie alla loro lotta, hanno fatto produrre carte. La loro lotta ha fatto produrre carte, come diciamo la nostra lotta fa produrre carte alla Digos, per cui lo storico del secolo che viene ci vedrà. Comincia a essere le carte delle politiche e poi finisce in una Costituzione. Ecco, la lotta dei contadini di Avola ha dato luogo a queste, quando dico carte peraltro, dico carte anche carte topografiche, ce l'hai qua il libro? Cosa programma? Perché c'è? Ecco, queste sono le carte conservate, perché bisognava delimitare con grande precisione dove erano i beni allodiali, cioè i beni di proprietà privata, dove erano i beni feudali, che erano quindi una concessione del sovrano al barone del luogo, e dove erano i beni comunali, e dove erano anche dei beni che possiamo chiamare oggi comuni, ad esempio l'acqua, dove scorreva l'acqua nella cava grande. Allora le mappe servivano a questo. Queste mappe, ripeto, sono il frutto della lotta, come si può dire, della determinazione dei contadini di Avola, che a un certo punto hanno costretto grandi proprietari aristocratici, il comune e anche addirittura il viceregno, nel caso queste sono capolinate ottocentesche, quindi siamo nell'ambito del regno delle due Sicilie, hanno costretto appunto a produrre questo, ed è una cosa dal punto di vista storico meravigliosa, cioè, che purtroppo non ho mai visto per Messina, e siccome appunto quest'amico, ripeto, si è fatto storico, no? Cioè, è partito da bianchino, da cecchista, come si può dire, no? È passata alla penna. Sì, è passata alla penna, e quindi mi ha coinvolto molto nel lavoro anche di decifrazione dei documenti, eccetera, eccetera. A un certo punto mi ha costretto a scrivere un'introduzione. Ho scritto nell'introduzione che questo libro è del 2008. Ho scritto nell'introduzione che apparentemente, quando si parla di usi civici, no? Se noi andiamo in giro e diciamo usi civici, la prima cosa che così ci viene detta è: ma sono ormai residui del Medioevo, insomma, di che cosa stai parlando? Di cose lontanissime nel tempo, non più attuali. Invece, come ha detto poco fa il signor Orazio, esiste ancora un commissario speciale in Sicilia per l'abolizione degli usi civici, perché quando nacque nel 29 questo commissario, l'idea era appunto quella di eliminare questi residui, come venivano considerati residui del passato, residui medievali, e andare dritti verso la proprietà privata. Il 29 è l'anno in cui il fascismo è al potere, è l'anno del concordato tra Stato e Chiesa, insomma è un anno molto significativo. Se lo